Amici ben ritrovati, siamo in compagnia del signor Lorenzo che già si è impossessato di tutto qui, guardate, Lorenzo mi si sta allargando, bravo, è un uomo di spettacolo Lorenzo. Sì, alla grande. Lorenzo, lei di dov'è? Di Brescia? Brescia, sì. Brescia città? Sanzeno. Sul Naviglio. Sanzeno SN, salutiamo allora i sanzenesi, gli amici. Grande Sanzeno. Grandissimo. L'amour, provi a leggere Lorenzo? L'amour è smorso la lune della risù. Cioè, traduciamolo prima. Sì, che l'amore spegne la ragione praticamente, ed è vero. Sì, è vero, questo è verissimo. Quando uno si innamora diventa un coglionazzo e via. E poi arriva le fregature. Esatto. È rimasto fregato? No, non ho sposato la donna migliore del mondo, quindi... Dice così perché c'è la moglie che lo sta guardando dietro la camera, per quello. Ella è brava. Ella è brava. Va bene, questo confermo. Amici, restate qui che tra pochissimo non vi facciamo conoscere sua moglie, però tante altre persone che risponderanno a questo nostro detto. Grazie. Centro anch'io, centro anch'io. Bene amici, ben ritrovati. Prima della nostra consueta passeggiatina vogliamo descrivervi due anziani, un vecchio con clessidra e un vecchio sotto la neve. Le tele di oggi fanno parte di un gruppo di 4 dipinti di mano di Antonio Cifrondi, tutti conservati in pinacoteca. Identificate inizialmente come allegoria delle stagioni, sono poi state viste come variazioni sul tema degli stati d'animo, ovvero come una riflessione sulla vecchiaia. Nella prima tela un vecchio canuto immerso in un paesaggio invernale, piegato dal vento e dal gelo, simboleggia la vecchiaia fragile e bisognosa di aiuto. Nell'altra tela invece l'uomo osserva con sgomento lo scorrere degli ultimi granelli di sabbia all'interno di una clessidra. È un'esortazione a valutare con saggezza il tempo che passa, facendone il miglior uso possibile senza temere l'avvicinarsi della fine. Il proverbio di oggi è dedicato a tutte le persone che sono cadute nei tranelli amorosi. L'amour è smorso la lune della risù. La signora Iva, con un nome non molto simpatico, l'amour è smorso la lune della risù. Che vuol dire? Si dice anche a Mantova, San Benedetto Po? Sì, sì, insomma, uno se ragiona e guarda la moglie magari dice ma va là, e invece se la ama dice vabbè, va bene così. Ferma lì, spostiamo la camera. Il marito, l'amour è smorso la lune della risù. Sua moglie ha sentito quello che ha detto? Tecnicamente dice l'amore spegne la ragione, la luce della ragione. Quindi lei non dovrebbe ragionare? Non dovrei ragionare, in certe materie non ragiono, in altre, soprattutto dal punto di vista professionale, devo ragionare come. Lei con sua moglie non deve ragionare, perché è innamorato, va bene? Va bene, ok, è così. L'amore spegne la luce della ragione. Sì, cioè? Cioè, quando uno è innamorato non capisce più niente. Lei capisce tanto, capisce poco, quando è innamorato. Sono sempre innamorata. Però non posso dire che non capisce niente. No. Alice, Anna e Arianna, miracolo che riesco a tenere a mente pure tutti i nomi. Arianna, che te credi? Tocca a te adesso, eh? L'amour è smorso la lune della risù, ovvero? L'amore Sì, brava. L'amore spegne la luce della ragione. Brava, è stata brava. Quindi quando sei innamorata, Arianna, non... Ragiono. Lei ragiona? Sì, ragiono. Quindi non è innamorata? Non lo so. Tu ragioni? Sì, Ma ragiona perché è bravo o perché non è innamorata? tutti e due. Lei ragiona? Sì, dai. Quindi non è innamorata? No, non è innamorata. Ma che delusione. Ah, ragazzi, guardate qua che splendida fanciulla. Anna Viola e Viviana, dalla provincia al centro, e fa una passeggiata. Shopping, no? Per un ballo Shopping per un ballo. scolastico. Un classico, ai balli scolastici di fine anno si Che lo fanno. rimorchia, ai balli scolastici. Io Yeah. so già con chi andare. Che è Anna Viola? Sì, è la mia accompagnatrice. Vabbè, insomma, è l'amour è smorso la lune della risù. E questo è difficile, Viviana, L'amore Sì. è la morsa. La morsa che è il fabbro, che è la morsa? Chi morsica? La vipera? No, che è la morsa? È smorso. L'amore è smorso dalla tomba di Gesù.
Che sembra di fare la spiegazione di Cavalcanti, di Dante Alighieri. L'amore è smorso, il dialetto bresciano, l'amore è smorso, spegne. Spegne. Ma qual è spegnere? Spegnere è smorso. La lum, che cos'è la lum? L'amore. No, l'amore, ma che la lum, la luce, l'amore spegne la luce della ragione, Ok. Quindi Viviana? Cioè, aspetta un attimo che ci penso. L'amore smorso la lum della risù, l'amore spegne la luce della ragione. Che c'è da spiegare? Chiedetelo a quelli innamorati, si perde la testa. Grazie amici, alla prossima, ciao!